Presidente Toffoli, Fondazione Goletta Lab, come si inserisce nel progetto del diario scolastico della Voce di Rovigo? Il progetto di Goletta Lab punta a sostenere la difesa dell'ambiente. Ormai oggi è un dato assodato che la difesa dell'ambiente è un valore condiviso, pertanto diffonderlo in un diario e quindi ai ragazzini e alle famiglie, questo è un elemento di grande attrattiva, e se vogliamo la nostra fondazione, che voi sapete opera più che altro nel Delta del Po, vorrebbe essere aperta anche alle province vicine, e sappiamo che questo diario va in tutto il Veneto, e quindi far conoscere la presenza di Goletta Lab, cioè della Goletta Cattolica, della ex Goletta Verde, che è la bandiera proprio dell'ambiente, e che quindi anche le scolaresche di altre province, di altre città possono venire a scuola di mare, a scuola di biodiversità. Questo credo che sia un messaggio importante. Noi abbiamo raggiunto nei primi 3 mesi di quest'anno 3.600 ragazzi che sono saliti sopra la goletta a scuola di biodiversità. Crediamo che sia un messaggio importante che debba essere trasmesso anche all'esterno. Invitiamo quindi le scuole a salire sulla Cattolica, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutti ne escono veramente divertiti e compiaciuti. Dottoressa Drago, BVR Banca Veneto Centrale, quest'anno partecipa alla produzione e alla sponsorizzazione del diario scolastico 2024-2025 della Voce di Rovigo. Lei ha lanciato anche un'idea per il futuro. Sì, infatti, visto che si parlava dei nuovi argomenti per il prossimo futuro, visto che sono già 6 anni e si cerca di lanciare nuove idee appunto per il diario, anche l'educazione finanziaria è un argomento molto importante, anche perché l'OCSE con una raccomandazione del 29 ottobre 2020 ha invitato proprio tutti i paesi a diffondere in sostanza l'educazione finanziaria in qualsiasi ambito, anche di conseguenza anche in ambito scolastico, e quindi fin da subito è un buon argomento da proporre alle scuole, ai bambini fin da subito, in modo che i bambini possano gestire il proprio denaro e conoscere anche il modo di spenderlo, di risparmiare. Una volta ai miei tempi c'era anche questa possibilità, a scuola, che ad ottobre ti davano il libretto di risparmio, e quindi ritornare ancora a insegnare ai ragazzini e ai bambini appunto anche come usare il proprio denaro e come spenderlo, che chiaramente, se è stato lanciato dall'OCSE, vuol dire che il problema esiste. Presidente Duriolo, Bancadria Colli Euganei per il 3° anno sponsorizza e a fianco del diario scolastico. Lei ha avuto modo di sfogliare questo diario? Sì, l'ho visto velocemente e sono assolutamente orgoglioso oggi che ce l'ho nelle mani e che andremo a consegnarlo agli studenti. Credo sia un giorno assolutamente importante. Per noi è un percorso dove ci crediamo, ci abbiamo creduto sin da subito, credo sia un progetto importante, soprattutto fatto in partnership con tutto il territorio, e noi siamo parte integrante del territorio e vogliamo ribadire anche la nostra presenza e il nostro chiaramente sostegno ad un percorso che è molto apprezzato non solo dagli studenti ma anche dagli insegnanti, ma anche dai dirigenti scolastici, e che va assolutamente implementato e che va allargato anche ad altri territori, e su questo percorso noi ci siamo. Grazie.